non posso che ringraziare il Presidente della Regione, il Presidente Schifani, per la fiducia attribuitami. Questo è un assessorato strategico, uno degli assessorati più importanti della Regione siciliana, perché all'interno dei servizi di pubblica utilità, come appunto viene denominato l'assessorato, albergano il servizio dei rifiuti, il servizio idrico, che sono certamente tematiche importanti per i nostri concittadini e sono ovviamente tematiche anche importanti per gli enti locali, diciamo da dove provengo, da ex vice sindaco della città di Enna. Io ho una professione che mi ha portato soprattutto in questi anni in giro per il mondo e solitamente in giro per il mondo queste tematiche sono diventate, diciamo, dei momenti di grande sviluppo. Io cercherò di seguire ovviamente il mondo, cercherò di seguire quello che tra l'altro è la ricchezza dei nostri fondi comunitari, questa visione, diciamo, europeista che ognuno ha è certamente, diciamo, un fatto importante per ognuno di noi, perché questi fondi devono certamente essere utilizzati. Io cercherò in tutti i modi di metterli in campo. La Sicilia è una terra straordinaria, la Sicilia sta al centro del Mediterraneo, la Sicilia può giocare certamente un ruolo fondamentale, voglio dire, in Italia e all'interno del contesto europeo.